Siamo all'ITB di Berlino con Dario Ferrante della Tour Plus, una fiera, un riferimento che ogni anno è una delle principali fiere. Come sta andando? Sta andando molto bene, diciamo, l'ITB di Berlino per noi è la 25esima partecipazione, 25 anni, ed è indubbiamente da sempre un termometro di come si muove il turismo, di quelle che sono le tendenze del futuro, tutti i riferimenti importanti. Molta richiesta per la Sicilia, questa è una cosa che ci fa piacere, veniamo da una stagione interessante, sembra, insomma, i presupposti per avere un'ottima stagione ci sono tutti. La richiesta principalmente da varie parti del mondo, ci sono dei paesi affezionati alla Sicilia? Storicamente paesi affezionati sono ovviamente il mercato tedesco, francese, spagnolo. Negli ultimi anni c'è moltissima richiesta dai paesi del centro ed est Europa. Poi grazie, diciamo, all'incremento del numero di volo presso i principali aeroporti siciliani, sicuramente, insomma, adesso c'è la novità pure del volo del diretto da New York, insomma, questo sicuramente porterà una fascia interessante di turisti americani direttamente a destinazione. Quindi diciamo sì, i mercati stanno crescendo, sono cambiate un po' le esigenze, moltissime richieste per vacanze attive, Food and Wine che fa la padrone sempre, quindi l'enogastronomia sicuramente, e poi il cosiddetto turismo esperienziale, insomma, possibilità di vivere delle esperienze che ti trasformano e poi tornare a casa per la possibilità di più e meglio che potremmo fare, per promuovere la Sicilia. Meglio potremmo fare tantissimo, di più ci stiamo provando. Diciamo, il problema è nostro, diciamo, dal punto di vista istituzionale devo dire che sono stati fatti dei passi in avanti. I nostri problemi sono quelli infrastrutturali, non smetterò mai di dirlo, che il problema ovviamente è della raggiungibilità delle località turistiche. Però devo dire, insomma, che i passi in avanti sono stati fatti, veniamo da un anno molto interessante e il 2024, come dicevo, si prospetta come una stagione abbastanza piena. Sì. Ti ringrazio. Grazie a voi. E buona continuazione. Grazie a voi.